Lascari Cefalù a caccia di 3 punti per mettersi alle spalle il lungo periodo negativo, ma il Mistretta dal canto suo vuole mettere in cascina dei punti fondamentali per raggiungere il proprio obiettivo, ancora una volta costretta a giocare sul terreno di gioco di Finale di Pollina, la formazione guidata da mister Claudio Grimaudo, che deve affrontare un ostacolo non semplice come quello rappresentato dagli ospiti in maglia bianco-azzurra. Scendono in campo gli uomini di casa in maglia giallo-rossa con Ferreri, Macaluso, Abate, Imbraguglio, Arena, Di Noto, Favata, Di Salvo, Mosciaro, Portera e Gnoffo. Inizia la partita e inizia subito con un colpo di scena molto importante, azione insistita da parte del Mistretta, la palla capita sul piede destro di Pruiti Ciarello che batte con una grande conclusione Ferreri e porta in vantaggio subito il Mistretta allenato da mister Filetto, che qui deve difendersi dal tentativo su calcio di punizione con l'intervento in qualche modo da parte del portiere Randazzo, ma occhio a quello che succede qui al minuto 23, azione ancora insistita del Mistretta che riesce a invadere l'area di rigore, poi la palla a scavalcare bellissima per Salerno che riesce ad intervenire in anticipo su Ferreri, poi riesce anche a liberarsi, la porta rimane vuota e diventa buona anche per lui, per la palla del 2-0, minuto 23 è già al tappeto il Lascari Cefalù tramortito e ancora costretto sulla difensiva con questa giocata sulla sinistra con la respinta di Ferreri, poi ancora palla buona, in qualche modo allontana 2 volte la difesa dell'Lascari Cefalù, completamente in babbola la squadra di Grimaudo che nel secondo tempo cerca di partire forte con questo fallo laterale. Sono passati un paio di minuti, la palla arriva nell'area del Mistretta dove c'è il tentativo da parte di Cangelosi, palla fuori, allora sale in cattedra la formazione giallorossa, ricerca del gol che accorcia le distanze, qui Favata con un cross che diventa un tiro. Randazzo si deve tuffare alla sua sinistra e respingere con i pugni. Passano 3 minuti e prova a mettersi in proprio Danny Mocciaro, il quale riceve al limite dell'area, cerca di dribblare un paio di avversari, riesce ad entrare anche nelle di rigore, calciare col destro con i piedi Randazzo senza grossi problemi. Dall'altra parte, allo scadere dell'ora di gioco, l'invenzione per Cardella che si libera, scalcia col sinistro un po' strozzato, palla fuori ad un passo dallo 0-3, clamoroso il Mistretta, poi calcio di punizione di Mocciaro, c'è una deviazione della barriera. Poi l'uscita coraggiosa di Randazzo sui piedi di un difensore avversario, calcio di punizione per il Mistretta con il tentativo di Enrico Re, classe 2005, palla sulla traversa ancora vicino allo 0-3. La squadra ospite che qualche giro di lancette più avanti perde un uomo, perde Di Giovanni, doppia munizione, cartellino rosso per l'esperto difensore ex tra le altre di Marineo e Castelluccese, e allora può attaccare a sprombattuto ancora il Lascari Cefalù con il tentativo poi dalle parti di Gnoffo che va a calciare, siamo in pieno recupero, blocca Randazzo, poi un minuto dopo ancora attacco insistito della squadra di casa con Portera che va alla conclusione, blocca addirittura in tuffo, parata plastica di Randazzo che mette il sigillo sulla vittoria del Mistretta. Arriva infatti il triplice fischio del direttore di gara, perde ancora il Lascari Cefalù. Da Sportisile è tutto, alla prossima!